Io non vi ho detto una cosa, Petraroli, non vi ho detto una cosa particolarissima, strepitosa, un evento per la musica di Napoli. Dovete sapere che Pino Mauro, essendo lui un maestro, 50 anni e passa di carriera, tanti festival importanti, tournée in giro per il mondo, è uno giustamente un po' severo, no? Con i giovani gruppi, le giovani band. Ebbene, sto per dirti che è nata una passione sfrenata tra Pino Mauro e la Frank Tellina Band. Lo sapevi? Cioè al punto tale che questa sera sotto i vostri orecchi, sotto i vostri occhi vedrete qualcosa di incredibile che ai più sembrava impossibile. Un duetto, caro Petraroli, Frank Tellina, Pino Mauro. Cosa cantano? La Campagnola? Io non so, non so quanti ragazzi qui si ricordano un grande successo di Pino Mauro, Motoscafo, ve lo ricordate? Ho detto ai giovani che è un pezzo. Vieni un po' a... grazie, che qua c'ho la... Sono le canzoni cattive quelle di Pino Mauro. Il periodo, diciamo, motoscafo. Il lato oscuro, i motoscafi, le pistole, adesso gli Paola omicidi. Mercurio, che è una posillipina, penserà a un motoscafo, la barca. Ti ricordi Mercurina. dei contrabbandieri tu, Paola Mercurio? Se li ricorda i contrabbandieri, la Mercurio? Se ricorda. Allora... E vi dirò di più, aspetta maestro, vi dirò di più, io e Frank Tellina abbiamo intuito un business del futuro, debuttiamo nella moda, io e Frank Tellina, cioè perché lanceremo sul mercato l'occhiale alla Pino Mauro. Fa vedere, ecco qua, fantastico! Maestro! Bravo. Santa Lucia, notte di luna, una striscia sangue, coppa blu. E correvamo uno scafo che la notte incontra morte, aspettavano un segnale a mia sovolta, paccattano morse pane poi spama quanti creature. Non esistono ragioni, non esistono paura. A così stima dei figli se non pensa un nome. A così si perde la vita, ma una stecca e sigarette. Ma tu sei stata peggio e non amici, si valano spazzati inutilmente, e questo non sa fa. Maestro, parita la freccia rossa. Maranà, ma quando tu eri a casa, calore, e figli tuoi ti chiamano papà. Annate a ricordare una sera l'una e mezzo mare Napoli, correvamo da scavo e tu spanasta senza pietà. Guarda là, Maestro, che buono che vanno così. Da Santa Lucia, guarda Santa Lucia. Maestro, dateci l'accordo. Santa Lucia, sì. Notte di luna,
grande momento, il re del rock demenziale fatto a Napoli ha incontrato Pino Mauro. L'applauso non basta, ragazzi. Oh. E questo... Grazie maestro, è un onore. Questa è una cosa che andrà a finire su YouTube e sarà scaricata dai cultori del genere. La campagnola. Sentiamo Petraroli. Non era meglio la campagnola? Pino Mauro che canta la campagnola. No, facevano meno chiasso, è stato un momento di grande chiasso. Ma che c'entra? Ma io capisco che è anche perché noi siamo partiti con questa puntata dove tu hai fatto venire un tenore. Sì, per pulire le orecchie. Ecco, sì. mentre il tenore cantava, io spiavo Pino Mauro sì. che moriva di collera. Perché? In questo studio, poi a Lucca Solis, in questo momento si è preso una grandissima rivincita. È stato un momento rumoroso. A noi interessava questo binomio, questo Vabbè, duetto. comunque una cosa l'abbiamo risolta, adesso Paola Mercurio sa che cosa sono i motoscafi blu, si è ricordata dei contrabbandieri tu fumi? Guarda che... Non fuma neanche, questa è una santa. Ma guarda che questa è una canzone che ha fatto la storia, è una canzone... c'è stata anche la sceneggiata. Cioè, voglio dire a Petraroli Sì. che per girare questa scena del film, Sì. anche per la signorina che non ha visto Quante i figli, volte ha fatto sei pure il dovuto film. fammi parlare un momento, Petraroli, tu parla sempre tu. Bravo! Oh! Madonna, ma quello... Io ti voglio bene, lo sa. Ma tu parli per 3 ore, la trasmissione dura un'ora e No, mezza, ci voglio tu parla parlare. per 3 ore, per 3 ore. Posso dire? No. Prego. Per girare questa scena Sì. a Santa Lucia, vinto motoscafo, ci volete, Vinto. per la regia cinematografica. Sì, la signorina non ha visto i figli, Ancora non questa si Ma toccano. tu morivi in questa scena, morivi? Ma comunque, scusate, vabbè, ma ce l'ha fa sapere che scusate, cos'è. possiamo- Può darsi che Gianni l'ha sentito Sì, tante volte. possiamo chiudere qui l'argomento motoscafo? Ma voglio sapere, ma lui Scusate, Ma Petraroli stasera cosa vuole? chiudiamo qui l'argomento sui motoscafi, eccetera. Arriva finanza. Ecco, capito? bene, no. Togliamo questo discorso di mezzo. Grazie. Scusa! Grazie. No, solo una cosa. Sì. Solo una cortesia. Il grande maestro universale Pino Mauro moriva alla fine di questa scena? Morivi, Pino? Non muoio mai. Non è mai mu- Non è mai mu- Babbo, Prima che fornisce di Caracciolo 183, accide pure a te. no. Non sia mai gli viene un malore a Petraroli pensando che tu porti sfiga. No, ritiriamo questa cosa. Accide che male. Proprio senza pietà, va bene. Vedo già posizionata lì tra tutti i boys Che di sia la Mister... bellezza che sto Di spettacolo. Mister... Qual è la caccia di Magenta? Cioè, non ho capito, la che- bellezza è così, trash, originale, drammatica, campagnola, classica, tutto c'è. C'è tutto. Chi se suo spettacolo? Grazie. Oh,